E ho pensato fosse giusto fermarsi un minuto a fare un pensiero. Con sua figlia. Con mia figlia, sì. Famiglie con bambini, donne, uomini, ma anche giovani. È incessante il via vai di fronte al municipio di Vigonovo per portare un fiore o un biglietto a Giulia. Si fermano per un pensiero o una preghiera. Piccoli gesti che aiutano anche a costruire il carattere e la personalità. È stato un pensiero della bambina perché ha voluto portare anche lei una dimostrazione d'affetto verso di Giulia. Le esequie sono state fissate per martedì mattina a Padova. Nel giorno del funerale il lutto si estenderà all'intero Veneto. E lei ci andrà alla sua famiglia? Penso di sì, perché per stare vicino alla famiglia di Giulia una piccola presenza per lei sì. Martedì, se posso vado, perché coi turni che ho cercherò di essere presente, ecco. Molte persone non vi potranno partecipare per impegni di lavoro, anche se secondo le stime saranno presenti almeno 10.000 persone. Le dispiace non poter andare al funerale? Certamente, assolutamente. Starei a casa anche una giornata di lavoro. Anche di fronte a casa di Giulia la gente senza tregua lascia un pensiero, un peluche, un biglietto. La rabbia si mescola al dolore, come nel messaggio lasciato davanti alla casa di Giulia. Hai spento uno sguardo, ma hai alimentato fuoco nel nostro. Ora bruceremo tutto per te, Giulia, e per tutte le donne. Dai pensieri alle promesse. E dobbiamo lottare, dobbiamo fare rumore, perché non ci sia nemmeno un'altra Giulia, nemmeno un'altra donna morta per mano di un uomo